Laura Dalla Montà, campionessa senior del Cross Veneto 2017, quali sono allora le sensazioni qui a Nove? Come si è visto nella gara, all'inizio non stavo tanto bene, continuavo a fare tira e molla perché non avevo delle grandi sensazioni. All'ultimo giro mi sono ritrovata attaccata alla prima e allora ho detto o attacco adesso o non attacco più. E alla fine è andata bene, in realtà all'ultimo giro mi sentivo proprio con le gambe che giravano. Quindi bene, non me l'aspettavo perché sì, non vengo da una stagione bellissima, però insomma va bene così. Clima ideale, probabilmente anche terreno ideale per correre. Come hai trovato questo cross, questa festa del cross? Allora, il clima era bellissimo perché c'era caldo ma non troppo. E il terreno allora va bene per me perché io sono una pistaiola, quindi mi dava abbastanza risposta perché non era mollissimo. Però per essere una campestre non era proprio il terreno da campestre, ecco. Senti, per Gubbio? Io campionati italiani ho deciso di non farli, quindi per una scelta tecnica non volevamo entrare già nell'orbita dei campionati italiani, aspettiamo gli outdoor. E allora per la stagione in pista cosa ci possiamo aspettare? Allora, dopo questi 2 anni un po' così, spero di tornare sul personale nelle siepi, che insomma so di valerlo, quindi speriamo bene.